Dio ci sorprende per come si manifesta, non sale alla ribalta del mondo, a Roma o sul palazzo di Erode. La sua luce risplende dell'amore umile in chi è disposto a riceverla. Lo ha ricordato il Papa celebrando la messa nella solennità dell'Epifania, ma occorre alzarsi, mettersi in cammino, ha aggiunto il Santo Padre, e come i magi, impostare un itinerario diverso, prendere una via alternativa, la sua, la via dell'amore umile. Vale anche per noi. Non basta sapere dove Gesù è nato, come gli scrivi, se non raggiungiamo quel dove. Non basta sapere che Gesù è nato come Erode, se non lo incontriamo. Quando il suo dove diventa il nostro dove, il suo quando, il nostro quando, la sua persona, la nostra vita, allora le profezie si compiono in noi. Allora Gesù nasce dentro e diventa Dio vivo per me. All'Angelus il Papa ha invitato i fedeli a lasciarsi rinnovare da questa sorpresa continua di Dio, da questa luce, e ad accoglierla col cuore aperto alla novità. Ogni volta che un uomo o una donna incontra Gesù, cambia strada. Torna alla vita di un modo differente, torna rinnovato per un'altra strada. Forte e deciso al termine dell'Angelus è stato l'appello del Papa ai leaders europei perché dimostrino solidarietà concreta nei confronti di 49 migranti a bordo delle due navi, la Sea-Watch e la Sea-Eye, ancora in attesa di un porto dove sbarcare nel Mediterraneo. Rivolgo un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone.